secondo l'altro tipo di informazioni. Posizioni delle galassie. Allora, posizione delle galassie. Questo è una mappa di posizioni di galassie nel cielo. Vi sembrerà strana questa mappa? Allora, noi siamo qua, ok? Andando in questa direzione mi sto allontanando da me, moltissimo, ok? E queste zone più o meno dense di colore indicano la presenza di tante galassie. Non ve le posso mostrare una a una, perché sono milioni, ok? Ma vi posso dire, qua ce ne sono tantissime, qua ce ne sono tantissime, qua ce ne sono di meno. Allora, cosa si è scoperto guardando la distribuzione delle galassie nel cosmo a queste distanze, che significa avere telescopi potentissimi? Si è scoperto che non soltanto ci sono moltissime galassie che, diciamo, era in qualche modo aspettato, ma che la loro distribuzione nel cosmo è tutt'altro che casuale, cioè non sono buttate lì a caso, ma si distribuiscono in un modo armonioso, in qualche modo, formando delle strutture molto molto estese. Per esempio questa struttura qua viene chiamata la grande muraglia, per indicare il fatto che è una specie di muro più denso di galassie in una direzione ortogonale, perpendicolare alla linea di vista in qualche modo. Poi ci sono dei lunghi filamenti come questo, che in gergo si chiamano fingers of God, dita di Dio, perché sembrano delle dita che puntano verso di me. Allora, questa distribuzione complessa, ordinata della distribuzione delle galassie, anche questa è indicativa della presenza di ingredienti oscuri nell'universo. Viene letta indicandoci la presenza di ingredienti oscuri nell'universo. Questo è un altro catalogo di galassie, sono ottenuti con telescopi diversi. Quello di prima aveva circa 250.000 galassie, queste ne ha 1 milione, ma adesso stiamo andando in direzioni di cataloghi ancora più grossi di così. Benissimo, allora, quelle sono galassie, ma prima vi ho parlato di materia oscura. Vi ho detto, ogni galassia ha attorno a sé un alone di materia oscura. La presenza di materia oscura possiamo studiarla, possiamo anche in qualche modo, come dire, predirla. Sulla base dei nostri studi possiamo immaginare questa materia oscura come si organizza, quanta ce n'è, zona per zona, e abbiamo scoperto che la materia oscura tende a organizzarsi in una struttura, come si dice, cellulare. Vedete questo disegno qua? Questa è una simulazione numerica della distribuzione della materia oscura nel cosmo, in cui vedete ci sono delle zone più rosse, più dense, delle zone più nere, meno dense, poi queste zone gialle sono ancora più dense e noi tendiamo a pensare che le galassie si siano formate nelle zone in cui la materia oscura era maggiormente presente. Quindi, come dire, la materia oscura si distribuisce secondo delle membrane dei filamenti. Ai nodi di intersezione di queste membrane si sono formate le galassie. Quindi studiando come è distribuita la materia oscura, noi successivamente scopriamo come si sono formate le galassie, cioè la parte luminosa. Quindi la parte luminosa, se c'è qualche cosa della distribuzione della materia oscura, ma non ci dirà mai che sono queste membrane, perché vedremo dei punti sotto. Bene. Ok, adesso facciamo un po' il conto della situazione. Allora, sulla base di tante osservazioni, distribuzione delle galassie nel cosmo, radiazione cosmica alle microonde, gravitational lensing e tante altre belle cose, siamo riusciti negli ultimi 10 anni circa a conoscere quello che si usa chiamare il budget energetico del cosmo, cioè quanta energia c'è e come è distribuita. E il risultato è abbastanza sorprendente. Primo, la parte cosiddetta di materia ordinaria, ripeto, quella di cui siamo fatti noi, viene chiamata in gergo materia barionica, la parte di materia ordinaria è circa il 4% del totale. Poi c'è circa un 23% di materia oscura, 23 più 4 fa 27, il restante 73 è fatto di qualcos'altro che non abbiamo ancora capito esattamente come sia, ma abbiamo alcune idee. Va bene? La situazione è ancora peggiore di così. Di quel 4% di materia ordinaria ne vediamo soltanto una piccola parte. Vi sappiamo che c'è il 4%, ma ne vediamo ancora di meno. Quindi ciò di cui ci siamo interessati per millenni, la parte luminosa, è un'inezia rispetto al totale. Tutto il resto è fatto o di materia ordinaria che non abbiamo ancora visto, ma speriamo di vedere presto, o di materia oscura, o di qualcos'altro che d'ora in poi chiamerò energia oscura.
Quindi materia oscura e energia oscura sono due ingredienti completamente diversi l'uno dall'altro. Allora questa torta vi spiego come è fatto questo budget, qui diciamo 73% energia oscura, 23% materia oscura, fredda, nel dettaglio, 4% di atomi di materia ordinaria. Benissimo. Allora, cominciamo a domandarci che cos'è questa maledetta energia oscura, che è un'ulteriore sorpresa. Allora, la sorpresa energia oscura arriva essenzialmente alla fine del XX secolo e all'inizio del XXI secolo. Cioè, in qualche modo, entriamo nel terzo millennio con la scoperta dell'energia oscura. Scoperta che in qualche modo era stata largamente prevista. Perché un po' tutte le osservazioni ci dicevano che mancava un ingrediente. Ma dal 98 al 99 in poi abbiamo avuto dei risultati che prepotentemente hanno fatto entrare questo terzo ingrediente nel cosmo. E come l'hanno fatto entrare? Primo, l'hanno fatto entrare attraverso il cosiddetto studio delle supernove a grande distanza da noi. Forse sapete che quest'anno il premio Nobel per la fisica è stato dato a due astronomi che hanno appunto studiato queste supernove, come si dice, ad alto Redshift. Alto Redshift vuol dire molto distante da noi. E cosa hanno scoperto studiando queste supernove ad alto Redshift? Allora, cerco di spiegare il concetto. Per conoscere la distanza, in cosmologia si usa un trucco. Bene, perché vedete, se le distanze sono piccole posso andare con un regolo a misurare la distanza. Se cominciano ad essere grandi il regolo non funziona più. Allora si fa così, si dice, prendiamoci una lampadina, va bene? Supponiamo di andare al supermercato per una lampadina a 100 watt. Ok? Benissimo. Allora prendiamo la lampadina a 100 watt, la mettiamo distante, misuriamo la luce che ci arriva e noi sulla base delle leggi della fisica sappiamo che la luminosità decresce dalla lampadina a me come inverso del quadrato della distanza. Allora diciamo, bene, so che è 100 watt, la misuro qua e quindi so valutare che distanza ha. Va bene? Allora, per poter utilizzare questa tecnica ho bisogno, come si usa a dire, di candele standard, cioè di lampadine a 100 watt. Cioè bisogna che qualcuno mi dica quella lampadina a 100 watt, perché io se ho soltanto il flusso di fotoni che mi arriva e non so quanto intrinsecamente luminosa era, non posso calcolare la distanza. Bene. Allora, che cosa sono queste candele standard? Uno poteva pensare, per esempio, sono le galassie, ma le galassie non funzionano, perché ci sono galassie più luminose e meno luminose. Non soltanto, le galassie dello stesso tipo che sappiamo vicino a noi, si è scoperto col passare dei decenni che sono molto diverse. Le galassie dello stesso tipo, molto distanti da noi, cioè molto indietro nel tempo. Le galassie sono evolute nel tempo, quindi le galassie no. Le supernove invece, che sono i fenomeni esplosivi legati alle fasi terminali dell'evoluzione di una stella, in alcuni casi hanno una luminosità intrinseca garantita. È come se fossero delle lampadine garantite ad avere 100 watt di potenza. Ok? Allora cosa si fa? Si guarda le più distanti, misuriamo il flusso che ci arriva, sappiamo che hanno 100 watt, per voi ovviamente, d'accordo? E quindi sappiamo valutare la distanza. Allora sappiamo quanto distanti sono. Poi guardiamo lo spettro, scopriamo quanto si è spostato verso il rosso e sappiamo quindi quanto stanno allontanando da noi. Confrontando la distanza con la velocità di allontanamento, siamo in grado di vedere in che modo sta variando la velocità con il tempo. Studiando l'evoluzione della velocità con il tempo scopriamo una cosa assolutamente inaspettata. L'universo si sta espandendo in modo accelerato. Cioè, si espande più velocemente oggi che nel passato. Perché è sorprendente questa cosa? Cercherò di dirvi perché è sorprendente questa cosa. È sorprendente per un motivo abbastanza banale. Perché noi tendiamo a pensare che l'universo sia composto di materia. Questa materia cosa fa? Gravita, come si dice. Gravitare significa essere attratti. Bene, noi non prendiamo il volo dal pavimento perché il centro della Terra ci tiene bloccati al pavimento. Noi gravitiamo, tutti noi gravitiamo. La forza gravitazionale è quella che ci impedisce di volare. Ok? Benissimo. Tutti i corpi gravitano. Se gravitano, noi dobbiamo aspettarci che rallentino l'espansione. Supponiamo di avere un corpo, abbiamo lanciato lontano due corpi, e questi corpi si attraggono tra di loro gravitazionalmente, è chiaro che il loro allontanamento si rallenterà perché si stanno attirando. Bene. Se invece allontanandosi vanno sempre più veloci, vuol dire che c'è qualcosa che li sta respingendo anziché attraendo. C'è una specie di antigravità. Allora, l'energia oscura è una forma
di antigravità, di effetti pratici. Quindi abbiamo scoperto che nel cosmo c'è qualcosa che si comporta in modo tale da generare una forza repulsiva, ovvero si comporta come se ci fosse antigravità. L'antigravità è vietata, ma si può sempre avere qualcosa che mima l'antigravità. Ebbene, questa componente che genera accelerazione, che genera antigravità, rende conto del 73% dell'energia del cosmo. Riassunto, 73% qualcosa che antigravita e che non vediamo, 23 qualcosa che non vediamo ma gravita, già un po' più tranquillizzante, 4% materia standard, ordinaria, che però vediamo soltanto in parte. Questa è la situazione con cui siamo entrati nel terzo millennio. Va bene? Deve essere chiaro una cosa, su questo siamo tutti d'accordo, in modo bulgaro, come si dice. Okay? Possiamo differire sulle interpretazioni, ma sul fatto che questi fenomeni ci siano non c'è discussione possibile, perché le evidenze osservative indipendenti sono così tante che non c'è spazio per dissentire da questo atteggiamento. Quindi, nell'universo accelera, c'è energia oscura. Allora, fatemi fare una predizione sul futuro, sulla base di questo ragionamento, che alla gente spesso ama. A me non piace questo grafico, sinceramente, ho sempre detto che non mi piace questo modo di ragionare, ma insomma, siccome so che la gente vuole sapere come vanno a finire le cose, vi dico come vanno a finire le cose. Allora, la grande vecchia domanda: moriremo tutti bruciati, moriremo tutti assiderati? State tranquilli, moriremo tutti assiderati. Ok? Perché? Dovremmo bruciati, abbiamo bisogno di una forza che ci riattira indietro e avremo bisogno di un collasso finale. Ma siccome c'è questa forza repulsiva che ci fa allontanare, un po' alla volta vincerà questa forza repulsiva, saremo tutti allontanati il più possibile, rimarrà soltanto l'energia oscura, noi saremo degli spettatori, moriranno i pianeti, moriranno le stelle e rimarrà soltanto questa maledetta energia oscura. Di che cosa è fatta l'energia oscura? Questo è il grande mistero e questa è, come dire, la domanda da premio Nobel, non si discute su questo. Chi nel terzo millennio scoprirà di cosa è fatta l'energia oscura, per definizione vincerà il premio Nobel. Però non è una domanda a cui è facile rispondere. Ci sono delle idee. Per spiegarvi queste idee mi rifaccio al signor Einstein. Einstein ha dato un grande contributo insieme ai suoi colleghi alla fisica, ma aveva alcuni pregiudizi in testa spaventosamente sbagliati e che gli venivano da un atteggiamento estremamente conservatore. Ha detto, Einstein combatté con estrema forza contro l'universo in espansione, portandosi dietro, diciamo, un atteggiamento ottocentesco essenzialmente, e lo fece con estrema durezza, diciamo, con estrema presunzione, va detto, sbagliando completamente. Allora, questa è una storia abbastanza famosa, vi dico, diciamo, i punti salienti di questa storia, il punto saliente è questo. Einstein diceva: l'universo è statico, sta fermo. Questa è la sua teoria che condivideva con tutti i suoi predecessori, o quasi tutti i suoi predecessori. C'erano dei punti di vista alternativi, amo citarne uno, Edgar Allan Poe, lo scrittore il romanziere di Allan Poe, aveva una teoria cosmologica che prevedeva l'universo in espansione. Non era l'unico, ma era uno di quelli che prevedeva l'universo in espansione. Einstein invece diceva l'universo è statico. Se non che le equazioni di Einstein, che è quelle che lui stesso aveva scritto, gli davano torto, cioè gli dicevano che se io metto materia all'universo, questo tende a fare o collassare, quindi o contrarsi o espandere l'universo stesso.